do le caratteristiche scientifiche della ricerca. L'area indagata è compresa nelle podesterie di Serravalle e nei feudi di Ceneda, Valmarino e Cordignano. L'estensione temporale va dal XII secolo al XVII secolo. Il titolo riassume il contenuto: trattiamo gli artigiani dei metalli, vale a dire calderai, detti anche ramai, lavoravano il rame, campanari, bronzo, orefici, orologiai, va da sé, metalli preziosi, metalli nobili. Tutti gli altri, fabbri, maniscalchi, spadai, coltellai, serraturai e scatolari, tutti gli altri sono artigiani del ferro. Complessivamente sono 800 persone, 800 schede che unite alle 200 dei professionisti della sanità del convegno precedente sommano a 1000 biografie, 1000 schede personali, quindi un contributo notevole alla storia sociale, alla storia umana, anche economica, e anche un bel aiuto a chi si occupa di genealogia, storia familiare, onomastica, volendo anche. Andiamo avanti. Ecco, calderai oramai sono 60, sono artigiani del rame noti dal 1461. Producevano utensili da cucina e anche lampade e catini bacili per uso liturgico anche, quindi la committenza loro era una committenza o ecclesiastica oppure era famiglie benestanti che potevano permettersi appunto questi utensili. Interessante notare che vengono quasi tutti dal Trentino, particolarmente da Vervò, quella che vedete la chiesa di Vervò in Val di Non. Altri vengono dalla Lombardia. Campanari sono 15, ecco, questi artigiani del bronzo è un'arte questa poco sviluppata qui nel Veneto del nord-est, se facciamo eccezione per la famiglia Fabris di Ceneda, che ha dato un paio di campanari tra la seconda metà del 400 e il primo quarto del 500, se si volevano delle campane in zona bisognava rivolgersi ai mastri di Treviso o di Venezia, tant'è vero che campane veneziane si trovano un po' in tutta la diocesi di Ceneda. Questo fino al XVII secolo, quando poi arrivano dal Cadore gli zambelli e sono appunto campanari cadorini. Oggi pomeriggio ci sarà un intervento proprio dedicato agli zambelli. Orefici, orologiai, ma anche argentieri, gioiellieri, sono una trentina, l'ho detto prima, sono appunto artigiani, va da sé, dei metalli nobili. Ecco, in latino è aurifex, però noi nel notarile abbiamo spesso trovato la forma dialettale come sa chi frequenta gli archivi, quindi orevese, oredese, orese, e la bottega era detta deuresaria. Questi sono soprattutto a Serravalle, e segno che qui c'era di che vivere per un artigiano, appunto, certamente prezioso, quindi anche costoso. Andiamo a fabbri maniscalchi. Ecco, vedete dal numero, questi sono la stragrande maggioranza dei fabbri, cioè dei fabbri degli artigiani che abbiamo trovato. Ecco, l'arte è nota dal XII secolo, abbiamo tuttavia trovato anche un paio di dozzine di fabbri duecenteschi. Sono soprattutto a Serravalle i maniscalchi. Questo perché? Perché a Serravalle era attivo il traffico a somma verso i mercati del nord e dunque, viste le condizioni orografiche delle strade, delle mulattiere, delle carrettiere, i ferri degli animali e i ferri dei carri venivano sottoposti a maggior usura, avevano necessità di essere revisionati o all'andata o al ritorno, e quindi era utile avere il maniscalco a Serravalle. Da dove venivano? Come vedete vi ho elencato varie località. Allora venivano dal Cadore, dal Friuli, dallo Zoldano, al Padova, al Belluno, alla Lombardia, il 20% di loro, però non è detto, potrebbe essere anche di più, il 20% di quelli di cui conosciamo la provenienza, e quindi l'abbiamo elencata. Da dove veniva il ferro a questo punto? Il ferro veniva dalle miniere del Basso Agordino, dello Zoldano,
Poi dal XII secolo entra in funzione la miniera del Fursil a Colle Santa Lucia, che nel 300 questa risulta essere anche in parte zona caminese, così come il forno fusorio di Sappada. Come veniva trasportato poi? Ecco, veniva trasportato una volta lavorato a Soma. E il trasporto a Soma, ecco, per un animale, perché non sia troppo gravoso, il peso standard è circa 68 kg. Dopodiché abbiamo anche individuato dei poli artigianali e sono descritti qui. E artigiana anche, fatta artigianalmente anche la cartina, le faccio io quindi. Allora, dove vedete le stelline, ecco, quelli sono dei veri e propri poli artigianali dove si trovano più mastri, quindi cominciando da destra, Ponte a Cordignano, poi Pinidello, alle Pianche dove si trovavano sia da un lato che dall'altro sulle due sponde del Meschio, salendo a Ceneda abbiamo Pontavai e Meschio e poi Serravalle. Avrete già notato che alcuni di questi luoghi diventano anche poi cognomi di persone. Un buon numero di fabbri si trova anche a Tovena, a Corbanese e a Visnà. Passiamo agli spadai, 120, coltellai ne abbiamo trovati 10, ecco nel dialetto antico si va da sé, insomma spadarol, spadarul, spader, eccetera. I più antichi sono quelli di Serravalle, più antichi anche di quelli di Belluno per intenderci, no? Dal 1402 sono noti. Ecco, a Serravalle forse anche un po' in antico c'erano i fabbri. Dall'essere fabbro, avere a disposizione il ferro che arriva dalle miniere da sopra e diventare spadaio, il passo non è così lungo. Vedete quante botteghe di fatti a Serravalle, dai Boscarol, Ceschinda, Bevagna eccetera, e per tenere l'arte in famiglia, arte e fucina in famiglia, questi si sposavano anche fra di loro, sono noti infatti i matrimoni fra i da Bevagna, i Magnassi, Trafalant eccetera. A Serravalle dico più presenti per i motivi suddetti, non tanto perché l'acqua del Meschio avesse una particolare temperatura, questa è una diceria che non ha fondamento scientifico. In fondo, prima avevo parlato anche con un esperto che adesso si sta nascondendo, comunque un esperto appunto di armi, di spade, e mi ha confermato questa essere proprio una diceria. Botteghe cenedesi poi sono quelle di Davaldagno, da Meschio, detti poi Marson. I Marson erano sia fabbriche che spadai e avevano botteghe sia a Ceneda che a Serravalle, quindi erano piuttosto grossi, piuttosto potenti. Poi venivano da varie zone, soprattutto dal Bellunese, dal Feltrino e dal Friuli. Veniamo agli serraturai e agli scatolari, sono 35, i nomi sono un po' così, vero? Strani, 35 artigiani del ferro noti dal 1381. Ora, se un buon fabbro poteva arrivare a produrre una chiave, raramente avrebbe potuto produrre difficilmente una serratura, perché chi ha avuto modo di vedere una serratura 4-500esca da vicino, lì ne ho messe due, ma insomma avrà visto il funzionamento e il meccanismo era complesso, non era facile farlo, anzi piuttosto difficile, quindi il serraturaio è una super specializzazione del fabbro, così come gli scatolari. Gli scatolari erano quegli artigiani che costruivano scrigni e forzieri di ferro, quindi più simili ai serraturai, quindi li ho messi assieme per questo motivo. Ora, guardate, sulle 800 biografie veramente varrebbe la pena di parlare di molti di loro, perché i nostri artigiani, i nostri mastri erano bravissimi allora come sono bravi oggi del resto. Abbiamo scelto questo, parlarvi così di uno per brevità, ma anche perché ci sembrava il più versatile, il più ingegnoso fra i fabbri. Questo mastro Faustino De Aurificis, detto Bargnano, poi prenderà questo cognome che riflette l'origine della famiglia bergamasca, noto fra il 1572 e il 1629, figlio e nipote di orefici serravallesi, abitavano in Calgranda. Quindi lui è orefice a Serravalle. Ecco, con il padre e con i fratelli lui aveva di base proprio la condotta dell'orologio pubblico di Serravalle.
Poi dopo tutta la vita lui sarà sempre comunque orefice, argentiere, gioielliere e poi vedremo anche cos'altro. Come orefice è documentato abbastanza spesso, è documentato nel 1578, per fare un esempio, fa il tabernacolo per la chiesa di Anzano, poi deve dorare la patena per l'abbazia di Follina, una volta poi viene pagato per consarla a Navesella, un'altra volta per accomodare la croce, eccetera eccetera, lavora anche per la luminaria cittadina, quindi 1608 poi prende casa e bottega anche a Conegliano, va ad abitare in Ruga Grande, che poi è la via 20 settembre di oggi, dove apre appunto bottega di Deoresaria. E doveva essere anche piuttosto bravo, perché nel 1612 viene chiamato presso il Duomo di Pordenone a stimare la riparazione di un'importante croce. Ora va da sé che se non sei abile, autorevole e bravo, non ti chiamano a stimare una riparazione così importante. Quindi lui è anche uno stimatore di lavori, insomma, ecco. Poi comincia ad allargarsi, ecco perché dicevo versatile, ecco. Diventa socio brevettatore. 1591, Cancelleria di Serravalle. Sono presenti Fra Francesco Bargnano, un minore conventuale di Brescia, guarda caso loro sono i Bargnano di origine bresciana, quindi può essere che sia anche un parente, no? Che aveva ottenuto un privilegio ducale valido per lo Stato Veneto e anche fuori. Cos'è? È un brevetto per un particolare tipo di fornello adatto a settifici e a tintorie, e al tempo ce n'erano davvero molti. Era socio, questo era uno dei soci, gli altri erano il nostro Mastro Faustino e un certo Zorzi Carraro di Collalto. Loro erano lì per accettare un quarto socio nella società, quindi diventa più grande, diventa insomma più corposa, un certo Pasqualino De Franceschi da Padova, il quale promette e porta un vantaggio competitivo a questo arnese, che verrà quindi venduto meglio e quindi sarà migliorato, ecco, quindi è anche socio brevettatore. Ecco qua poi dà il meglio di sé. Diventa anche architetto il nostro Faustino. 1598 il Consiglio di Serravalle discute la proposta di Mastro Faustino di fare il gheppo e le secche per risolvere il problema delle piene del Meschio, che quando esondava si sa davano sott'acqua ai quartieri di Calgrande e Litiera, la zona fra i due ponti, no? Che cosa aveva progettato, come aveva messo a frutto l'ingegno questo Mastro Faustino? Aveva progettato lo scolmo, quello che oggi chiamiamo i meschietti, e per questo chiedeva al Consiglio di Serravalle 5 ducati per il suo progetto. Poi dopo lui costruirà un orologio, sarà una società che dura un anno con un altro refice, Antonio Marson, e quindi l'orologio, una volta finito, l'anno successivo, a uno vanno 500 lire e all'altro si tiene l'orologio, che è il nostro Mastro Faustino e che venderà come meglio crede, quindi la società quindi si chiude. Sarà anche mercante, non si poteva far mancare anche questo, allora lo si trova documentato che vende la lana pesante, poi un grosso quantitativo di vino, ahimè rivelatosi poi guasto, sì. E quindi il compratore chiede indietro dei soldi, giustamente, e poi vende anche un grosso quantitativo di, anzi più che vende, dà in vendita un grosso quantitativo di canapa a un bastaio di Sacile, il quale lo venderà poi, nome per conto anche di Mastro Faustino, girando fiere e mercati. L'ultima datazione, 1629, poi passo a Giovanni per le conclusioni, fa una cosa che facevano un po' tutti i mastri, prende a bottega un giovane, Venanzio Gasparetto, per la cui formazione Gasparetto padre pagherà consuoli di vino e staglie di frumento a Mastro Faustino. Dopodiché, una volta che avrà imparato l'arte, andrà a Venezia per Mastro Faustino a
fare compravendita di gioielli. È interessante in quest'atto, lo segnalo, perché c'è, vero, magari può essere utile a Loredana, c'è proprio l'inventario dei beni della bottega de Oresaria, quindi vale la pena di sapere cosa c'era, ecco. E poi sul finire di quell'anno, 1629, stanco di tutta questa attività, il nostro mastro Faustino finalmente muore. Sì, perché per lui no, ma ma doveva già avere un'età. Sì. Beh, abbiamo sentito, avete sentito tutto, sono 800 persone, quindi è difficile stare a parlare. Moltissimi poi sono personaggi notevoli come questo. A parte, diciamo, l'aiuto dal punto di vista demografico con 800 professionisti, noi abbiamo trovato anche un centinaio di attestazioni dei lavori fatti, quindi o contratti per produrre o per fare qualcosa o per vendere qualche cosa, oppure attestazioni comunque di pagamenti presso le chiese, presso le comunità, per tutte le persone. Un centinaio sono già abbastanza per questi periodi, e in particolare, per esempio, abbiamo 15 campanari, però abbiamo 20 attestazioni di campane vendute e messe sul posto, a partire dalla 1340 e arrivare fino alla metà del 600, un po' in tutta la diocesi. Le campane, sapete, all'inizio venivano fatte a piede del campanile, in una buca veniva gettata, proprio si dice buttare la campana, veniva fusa e poi tirata su. Man mano che aumentano diciamo, la tecnologia, si passa a fare le campane a Venezia, in fonderia a Venezia, dopodiché vengono per linee d'acqua interne fino a Porto Puffolè. A Porto Puffolè sono caricate su carri e portate poi dove devono essere tirate sul campanile. Quindi di queste abbiamo una notevole documentazione. Una discreta documentazione ce l'abbiamo anche per gli spadai, primo come numero perché sono 120, ma anche come lavori. Per esempio abbiamo trovato dei contratti di fornitura di spade annuali, per cui per esempio siamo in grado di dire che un buon spadaio era in grado di produrre 15 spade al giorno, che non sono poche. E vuol dire, perché abbiamo trovato i contratti annuali, e questo si impegnava a produrre 3540 spade all'anno. Quindi spade che sì, hanno fatto la fama nei Serravalle, insomma, che andavano dappertutto. E abbiamo seguito anche gli spadai che pagavano le mude a Conegliano e a Treviso, quindi dove era il mercato, verso sud, verso Venezia specialmente. Chiaro che c'era anche un mercato locale, però più che altro era verso i grandi centri che si andava. Tutto il trasporto veniva fatto a sommeggiato, quindi a mulo. Come diceva prima Silvia, il peso standard del mulo è 68 kg e una schiavona pesa 1,1 kg, quindi diciamo che portava 60 spade ogni mulo. Se doveva portare una bastarda che pesa 1,2 kg, 1,6 kg, ovviamente veniva ridotto. Quindi abbiamo tutta la filiera, dall'arrivo del ferro, perché abbiamo anche alcune, sia per il ferro che per il rame abbiamo alcuni contratti di acquisto, la produzione in loco e lo smaltimento verso sud, e anche i quantitativi prodotti per ogni singolo mastro spadaio. Quindi è un notevole aiuto, diciamo, anche a capire dal lato pratico come si facessero a fare queste cose. E poi abbiamo lo stesso coso per i ramai, cioè contratti di fornitura con l'Agordino, perché a partire dal 1450 circa il rame viene tutto dalla miniera dell'Imperina, Valle Imperina, vicino ad Agordo, e antecedentemente veniva tutto dallo Schwaz, una regione a nord di Innsbruck nel Tirolo. Tutto lo Schwaz era famosissimo, infatti anche quasi tutti come si chiamano?
le maestranze specializzate della Valle Interina venivano tutte dallo Schwarz, anche loro, e infatti hanno lasciato come nome Sboz, che è la dicitura dialettale tirolese di Schwarz. E c'era il trasporto qua, qui veniva fatta la produzione, i ramai poi, o calderai che dir si voglia, avevano bisogno di legname per fondere, perché il rame arrivava anch'esso in barre di solito, e per cui abbiamo dei contratti con alcune zone del Cordiglianese al confine col Friuli per affitto di boschi per il legname e tutti i problemi relativi, perché poi abbiamo visto anche dei attacchi da parte di quelli di Caneva per distruggere i casoni di questi calderai, per portare via tutto lo strumento e il rame. Quindi abbiamo seguito abbastanza bene tutte le varie filiere produttive e non produttive. Prima diceva anche i serraturai. I serraturai sono una specialità che praticamente, tranne una famiglia, i Meneghini di Fratta di Tarso, tutti i serraturai e tutti gli scatolari vengono da fuori. Sono quasi tutti friulani della zona del Friuli occidentale, l'attuale pordenonese. Si vede che avevano lì una costumanza più vecchia con il ferro e con questi attrezzi abbastanza complessi, e trovavano spazi di produzione qui. Ne abbiamo trovati qualcuno a Conegliano nel 300, ma è poi a Serravalle che si localizza il massimo dei serraturai. Siccome fra l'altro abbiamo dato un'occhiata anche ai territori vicini, quindi anche all'Archivio di Stato di Belluno, all'Archivio di Stato di Treviso e all'Archivio di Stato di Pordenone, abbiamo visto che praticamente nel 400-500 non ci sono serraturai in queste zone, quindi chi voleva farsi una serratura doveva andare a Serravalle, anche se era di Belluno. Quindi testimonia una certa attività, una forte attività di questi fabbri specializzati in tutti i settori. Prima diceva gli spadai di Serravalle sono i più antichi del Veneto del Nord, quindi tutti quelli che noi abbiamo visto, perché circa il 40% degli spadai che abbiamo trovato noi sono stranieri, venivano qui, imparavano il mestiere, dopodiché se lo portavano volendo nelle zone da cui erano partiti. Chi ovviamente non si fermava e non si sposava e non metteva su casa qui. Quindi in questo periodo, nel 400 e nel 500, Serravalle è veramente un polo di attrazione per tutto il Veneto settentrionale, per tutte queste attività che sono legate ai metalli. Anche la presenza, dicevamo prima, degli orefici a Serravalle vuol dire che lì esisteva una committenza che dava la possibilità di vivere a qualcuno, perché a Ceneda non ce ne sono, per esempio, ce ne sono tanti a Belluno, ce ne sono a Conegliano, città ricche, ce ne sono a Pordenone, ma nella zona che abbiamo studiato noi solamente a Serravalle ci sono. E il primo che abbiamo trovato, che è della seconda metà del 200, chiaramente vive a Serravalle, perché a Serravalle ci sono i Dacamino. I Dacamino è la loro corte e quindi è in grado di vendere i suoi prodotti. Fra l'altro a Serravalle verso il 1330 abbiamo anche uno stagnero, cioè un feltraio, uno che è in grado di produrre quindi vasellame per una committenza raffinata e economicamente abbiente, e viene da Venezia, perché lui proviene da Venezia, e si ferma a Serravalle per mettere su bottega. Io penso che forse abbiamo messo 5 minuti in meno, ma insomma lasceremo spazio agli altri, perché è inutile che stiamo a annoiarvi con altre cose di questo genere. Signori, grazie.